Michelangelo Pistoletto, il grande artista italiano protagonista dell'arte povera, ha ricevuto in Basilica Palladiana un encomio dal sindaco a nome della città. Il maestro aveva esposto nella mostra alla proporzione aurea alcuni elaborati del Terzo Paradiso, un concetto di cui ne ha definito il manifesto, condensato in un simbolo rielaborato dal segno matematico dell'infinito. Penso che il simbolo che io sto portando possa essere utile, il simbolo che dovrebbe essere quello della pace, dove nei tre cerchi che sono qui presenti abbiamo sempre nei due cerchi esterni due elementi diversi che possono confliggere nel cerchio centrale e produrre la guerra, il mostro. I due elementi possono invece altrimenti incontrarsi e produrre armonia e equilibrio anziché la guerra e lo sconquasso. Il maestro ha infine ricevuto il premio internazionale Relazionesimo 2023 per la sua formula della creazione, un progetto espositivo che chiude con la penultima tappa nella città del Palladio. Io voglio arrivare a un concetto di co-creazione, di ideazione comune di quello che è il nuovo mondo. E offro questa formula. Questa formula deve servire proprio come una grammatica, come un elemento di fondo per far sì che noi siamo sempre due, c'è una dualità, siamo due fra di noi, ma tra me e te che cosa c'è? C'è il noi.